Signori e signori, benvenuti a tutti quanti. Mi presento, sono Franco Nusinas, un sardo sul continente. Allora, se siete nati in Sardegna come il sottoscritto e siete stati costretti dalle avversità dell'esistenza a trasferirvi lontano dal mare, per di più peggio ancora sul continente, proprio quindi lontano da ogni singola costa di quella che poi è una penisola, la nostra lo saprete già, penso se vivete in Italia, capirete benissimo il grave, problematico dolore che mi affligge da lungo tempo. Ma in queste grigi notti continentali, così lontano dal mio gloriosissimo e bellissimo mare, dal buon cibo e dalla proverbiale gentilezza dei miei concittadini sardi, non posso che ritemprare il mio spirito pensando semplicemente al poderoso Cagliari Calcio, alla nostra squadra, la squadra della città di Cagliari, che dopo avverse condizioni psicoemotive e psicofisiche finalmente sta ritornando di nuovo in Serie A. Ho deciso quindi di scendere in campo in questo vasto mare di YouTube per portare voce a tutti i tifosi del Cagliari, per parlare della squadra, per aggiornarvi settimanalmente con tutte le news di mercato, adesso che il campionato ancora non è iniziato, e poi, quando finalmente potremo giocarci di nuovo la nostra permanenza nella serie maggiore, commentare insieme le partite, le prestazioni dei nostri giocatori, le prestazioni della società e soprattutto anche dell'allenatore. Non c'era ancora, mancava qualcuno che parlasse del Cagliari su YouTube. E benissimo, perché non lo può fare un sardo, anche se lontano da casa? Perché non dare finalmente spazio anche ai tifosi sparsi nel mondo di questa gloriosa società? Quindi, se hai cercato uno spazio dove non vedete manco una faccia, vedete soltanto qualche ferma immagine con degli schemi di calcio, qualche bella immagine del nostro club, se volete una voce che vi racconti quello che succede nel mondo di Cagliari, nel mondo della società sportiva del Cagliari, questo è lo spazio giusto. Un sardo sul continente, Franco Nusinas. Ci risentiamo presto, benvenuti a tutti e parleremo di calcio come non ci fosse un domani.